Allora, andiamo a fare nuova partita. Sono di nuovo bianco, quindi rivado di D4, direi, come mi era stato chiesto. Vediamo se qui rientriamo in un D4. Allora, potrei già rientrare nella francese. Mm, ma non mi va. Vado a giocare prima cavallo C3. Vediamo che fa ora. Cavallo C6, vabbè. Allora a questo punto E4. Se gioca a D5 siamo rientrati in una difesa francese. Cioè con E4, E4, E6, D4, D5, cavallo C3, cavallo C6. Ora magari a fine partita poi vi farò vedere, ma in pratica mi dispiace per Cirnaz 4. Mi ricordo solo il 4 finale, ma niente, oggi non vogliono che giochi altre cose, quindi che devo fare? Che giochi D4, cioè devo giocare 4 per forza, devo rientrare in E4. Prendo. Lui comunque ha giocato questa mossa comunque fastidiosa che ricorda un po' la Winaware della francese, che è una variante principale della francese. A questo punto andrei di donna G4, presa, donna per G7, direi. Così attacco qui e attacco qui, punto qua, punto qua. Questo potrebbe essere sotto, però con donna per G7 dovrei... cioè dove lo difenderò, ok. Va bene, qui ha giocato un'altra linea. Eh, boh, andrei di... Non sto seguendo tanto i principi, ma perché mi ha giocato un'apertura molto strana. Quindi io gioco donna di 4, alfiere 3. Potrei fare alfiere 3 in effetti. Però la donna viene attaccata, no, ok. Gioco donna d4 per attaccare qui, per evitare che su cavallo f6 mi faccia un attacco doppio a pedone e a pedone e donna. Alfiere G5, una cosa che vi consiglio contro l'inchiodatura, cioè quando potete inchiodare, è che potete inchiodare rinforzando l'inchiodatura con più pezzi, è molto forte. Quindi qui potrei anche prendere, anche se in effetti non c'è niente. E quindi vabbè dai, mi arrocco. Mi arrocco, diciamo che ho una buona posizione. No, sono andato di D4, però sono rientrato in E4 stellato. Perché mi ha giocato un'apertura molto strana. E quindi sono rientrato. Ho preferito rientrare in una francese. Ehm, allora, fatto D6. Eh, ehm, non so che giocare. Faccio cavallo F3. E poi la mia idea è quella di fare H4, H5 sarebbe. Siamo in una posizione un po' complicata. Perché comunque io mi sono arroccato nonostante la mia struttura pedonale non sia una struttura pedonale integra e sia parecchio debole. Però il mio re mi è sembrato comunque abbastanza sicuro. Ricordatevi ragazzi, frase importantissima per me, una debolezza è tale solo se la si può sfruttare. Frase molto bella che però viene sempre dopo una frase che so che è molto amata, che è oggi, domani un concorso. Ma la userò poi al momento giusto, come lo strumentopolo misterioso. Ehm, Ho preso in D6 perché mi preoccupava in una futura variante cavallo 4 e poi la mia idea è quella semplicemente di andarmi a prendere il pedone qui e se lui non mi cambia posso andare anche a mangiare F6. Un attimo ci dovrei riflettere, ma vabbè, lui mi ha cambiato e qui in pratica ho un pedone in più, se vedete. Io ho 6 pedoni e lui 5. Questo colombiano, giusto? No, venezuelano, scusate l'ignoranza. Ehm... E ora vado a prendere il secondo pedone. Poi questi due sono doppiati, quindi questo è un problema, ma il mio avversario ha molti pedoni deboli. Ehm... La cosa è se gli posso lasciare quel pedone, non lo so. Ehm... Sì, glielo posso lasciare perché poi prendo F5. Quindi in pratica lui mangia qua, io vado a mangiarmi F5. Potrei anche provare C4.
tanto per intrappolare il pezzo, però vabbè, gli provo questo trucchetto, ma secondo me non... No, non mi va, non mi va, mangio qua. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Ok, ho due pedoni in più. Sto abbastanza bene. Eh, E insomma, qui ragazzi, la logica per me è cambiare i pezzi. Voglio cambiare i pezzi perché sarà più facile giocare poi. Cioè, sarà più facile andare a vincere. Torre C5. La mia torre ora controlla questa diagonale. Questa diagonale, sì, questa traversa. Boh, alfiere B7. Poi. Ok, mi ha giocato questa che non mi fa impazzire. Perché gioco presa. Ve l'ho detto, qui voglio cambiare pezzi. Perché voglio cambiare pezzi? Perché sono in vantaggio materiale. Quindi la cosa più semplice quando si è in vantaggio materiale è appunto provare a cambiare i propri pezzi. E poi questa è una debolezza. Quindi so che alla lunga la potrei sfruttare. Anche alla breve, se mi gioca così. Non è facile difendere anche perché appunto è inchiodato. Quindi io vado ad attaccare con tutti i pezzi. Ehm, insomma, quale delle due preferisco? Scusatemi, ma io non ho la chat qui, quindi cioè devo fare, ogni tanto devo switchare. Eh, allora, qui prendo il pedone con torre F5. Vediamo se c'è qualcosa di più forte. No. Qui torre F5 perché allontano il difensore dal pedone, non può prendere perché è inchiodato da questo alfiere e poi attacco con due pezzi. Quindi se sposti il qui c'è scacco in questo modo, se spostare il qui mi mangio quel pedone e basta. Tra le due questa sembra essere la più debole. Ok, prendo. Se prendo di torre c'è alfiere B5. Va bene. Non so se sentite urla di là, ma c'è una bambina piccola che rompe un po' le palle. Prendo qua, mi prende la torre, prendo il pezzo e in pratica il finale è vinto. Devo un attimo fare questo G3 forse. Boh, la faccio per 9. G3, Re 5. Sì, gioco G3 per non rischiare. Comunque qui tre pedoni in più è tutto abbastanza tranquillo. Tranne che impazzisco e vado per qui e il pedone passato va. Ma se no è tutto tranquillissimo. Anche perché uno di questi pedoni diventerà passato, quindi non ce la farà il mio avversario a tenerli tutti. Tra le due, comunque, rispondendo alla domanda di prima, preferisco qui H4, non mi deve crearmi il pedone passato H. Il suo re non può tenere tutto. Questa si chiama regola del quadrato. Scusatemi se non rispondo alle domande, ma vabbè. Ma è perché sono concentrato sulla partita. Comunque tra E4 e D4 io in generale preferisco E4, però ultimamente mi sono messo molto a giocare D4, ma non con un qualcosa di principale, ma giocando cavallo C3 alfiere F4 che si chiama Jobava Prai. E4 l'ho giocata per una vita, sicuramente è più la mia apertura. Grande comunque Alessandro 49. È più la mia apertura, dicevo. E in pratica mi diverto con entrambe, mi diverto tantissimo con entrambe le aperture. Mentre da nero, quella che è più rompipalle è D4 per me. Madonna che rottura di palle. Comunque qui sono un po' alluciato, quindi un secondo sto abbassando la serranda un minimo, scusate. Eccomi qua, sono tornato bella gente. Allora, io direi ultima partita.
perché l'orario fatidico si sta avvicinando. Io comunque in tutto questo non ho pranzato. E vi dico che per me queste sono cose difficili, sono sfide molto molto più toste di queste partite. Comunque continuo a essere, ad avere tipo una macchia solare, non lo so. Ditemi se mi si vede bene. Ehm, ok, io intanto vado a giocare another game. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!